Buongiorno, ciao a tutti. Stiamo per andare in un posto importantissimo per la storia e la cultura italiana. Con me c'è anche il buon Bembe, grande, sempre presente. Io faccio da ammiraglia sempre e comunque. e sapete dove siamo? Guardate un po' e voi vi starete chiedendo ma perché siamo a me? Sì, si è dimenticato le batterie della GoPro. E quindi se volete vedere, ne ho solo una, è la power bank sempre fedele. Se voglio fare questo vlog molto importante per la storia e cultura italiana e anche un po' sempre ignorante, devo prendere un'altra batteria E io pago! ovviamente metterla sotto carica finché arriviamo al tragitto, che comunque l'avete visto dalla miniatura e dal titolo dove andremo, e quindi devo fare spese. Iscrivetevi al canale, se no non ne fa le spese. Dai che andiamo! Dai che andiamo! Per accompagnarvi in questi video della playlist Monte Grappa in Graziella ho voluto mettervi delle testimonianze di chi ha vissuto la guerra del 15-18 in prima persona. Il soldato Giuseppe Perrozzi, un ragazzo del 99, che partì volontario dall'Abruzzo per la Grande Guerra, descrivendo le sue giornate in guerra tra scontri a fuoco, vite in trincea e momenti di riflessione, per far capire ancora di più il sacrificio dei nostri connazionali ai giovani d'oggi. È stato questo che mi ha spinto a scalare il Monte Grappa in Graziella, facendo in modo che il loro sacrificio non venga mai dimenticato. Fa che giammai sia vano il nostro sacrificio. Giuseppe Perrozzi. Buona visione. Grinta! A manetta, dai che andiamo! Appena comprata! Ho due, ne avevo comprate due. Sì, le ha perse tutte e due. Porca miseria. 39.000 lire. 39.000 lire. E ti dico solo questo. Te dico solo questo. Ok? Non una. Quindi spero che con due batterie riesca a fare tutto il vlog e portarvi questa magnifica esperienza. Ovviamente siamo con un mezzo tecnico che avete già visto in un altro video e ringrazio in anticipo Riccardo Agostini, e avete già capito di che mezzo sto parlando, per portarvi a conoscenza della storia di questo posto che è molto molto importante. Metto subito sotto carica perché non mi voglio perdere in altre chiacchiere, anche se è bello qui chiacchierare con voi su YouTube. Così abbiamo due batterie cariche. A few moments later. E siamo arrivati alla meta e ho due buone notizie. La prima è che la batteria che ho comprato, che avete visto prima, si è caricata. Mi fa piacere. E la seconda bella notizia è che ho trovato un sostituto per fare il giro. Guardate che mezzo e guardate chi è. Ciao ragazzi. Il buon Bembe si è candidato, invece è una brutta notizia anche questo, perché dovrò farlo io. No, io sì, giusto, perché io non ce la faccio. Non ho fiato. Quindi falso allarme, partenza falsa. Mi cambio e via. E voilà! Ed eccomi cambiato ragazzi, eccomi cambiato, pronto per partire. Bembe. Cosa c'è? Cosa dobbiamo dire? Che sarà molto più dura rispetto a tutti gli altri tour che abbiamo fatto. Per gli altri tour che abbiamo fatto, sempre con la compagnia di Bembe, sempre io che pedalo su una graziella mentre scalo salite, ho pensato che potrebbe interessarti la playlist Monte della Madonna in Graziella, nei Colli Euganei in provincia di Padova. Trovi tutto il tour cliccando la I in alto a destra. Proseguiamo con il video. Sì, ma è anche più lunga perché vi dico già 1500 metri di dislivello. E quanti tornanti? Più di 20. Scaldano. Sì. Ed eccola qui il super bolide. Guardate l'ambrato tipo Wheeler Triestina, forcella verde per distinguersi, manopole specialized. Ringraziamo sempre Riccardo Agostini, giusto, che ci ha dato il mezzo. Sì, grazie Riccardo. Number one, e mi diletterò per andare sul Monte Grappa da Semonzo. Al rifugio, e ci vediamo al rifugio Bassano se ci arriviamo. Sì, ci arriviamo, ottimisti.
Ho appena bevuto un po' di acqua fresca dalla fonte. A me ci vorrebbe una roba del genere. No, Graziella, porca miseria. Mamma mia. Sì. Mi ci vorrebbe un quad. Che voglia di sgasare che ho anch'io. Guarda che roba. Dai, iniziamo. Ragazzi, è 12:10, guardate un po'. E sono pronto, però c'è un po' di, diciamo così, è una salita molto importante per la storia italiana. Poi vi racconterò. Da ragazzino, quando venivo ad affrontare il Monte Grappa per allenarmi, ho sempre pensato che un giorno avrei fatto un video a riguardo, perché me la sentivo. Sapete, salire su una salita del genere dove è stata scritta la storia del nostro popolo mi ha sempre dato quel senso di essere minuscolo, di contare come una cicala, come una formica davanti a così tanta storia, di essere non una nullità, però veramente di essere poco, perché i nostri predecessori hanno scritto la storia, hanno combattuto, hanno dato il sangue e purtroppo non sono più tornati a casa dopo essere partiti, e veramente è doveroso ricordare questo monte. Beh ragazzi, siamo in via Chiesa. Come vedete si sta per iniziare, sarà da farla quasi tutta in mono alla Valentino Rossi style, perché ragazzi guardate già come tira. E vi dico, queste saranno le pendenze, non ho purtroppo il manubrio con la presa da salita e quindi porca miseria, devo mettermi i guantini. Ok, dopo me li metterò. Guardate come tira. Saranno 18 km, adesso avrò un po' di fiato per parlarvi, però dopo sarà veramente critica, veramente dura parlarvi e bisogna mettercela tutta. Via Chiesa, Monte Grappa, partiamo a 180 metri sul livello del mare, dobbiamo arrivare a 1775 metri. L'aria sarà un po' più rarefatta, guardate queste scritte, sembra di stare ai mondiali, al Giro d'Italia. Sentite che tifo è il motivo in più per spingere. Guardate come si suol dire, so impiantare. So momentaneamente desfatto. Porco Giuda, sono impiantato. Farla ingraziare a tocco di sana ignoranza, ma dai che andiamo, no? Ormai mi conoscete, paura di niente. Ecco lì incomincerà vero e proprio il challenge, la sfida, però io l'ho già incominciata. Yes! Guardate, malghe, le malghe sarà il pezzo più duro. Campo Croce, Cima Grappa, la grande guerra, come avete visto, strada del generale Gaetano Giardino, Semonzo, Campo Croce, Cima Grappa, Monte Grappa, Semonzo. Ragazzi, è tutto vero. Monte Grappa in Graziella da Semonzo, pauroso. All'alba del 26 aprile 1918 un grosso contingente di giovanissime reclute arranca faticosamente lungo l'erta mulattiera della Beata Vergine del Covolo, che da Crespano sale a zig-zag fino al Col Formiga. Fra questi soldati, anch'egli stanco per la difficoltà della salita e per il peso dello zaino che grava sulle spalle, c'è il caporale artigliere Giuseppe Perrozzi, di Vasto, ragazzo del 99. Ci lasciamo quindi i cartelli e la chiesa alle nostre spalle. Avete letto Semonzo, saranno 18 km con pendenze che vanno dall'8, 9, 7 e poi a Campo Croce arriviamo in doppia cifra, 10, 11, 14, si parla anche di 16%. Ci siamo, bisogna rimanere concentrati e nutrirsi bene. Ho una borraccia perché se avrò bisogno di bere devo avere subito liquidi pronti. Qui abbiamo, come vedete, degli alberi che ci proteggono dalla frescura. Come sei che te hai detto? Qui abbiamo degli alberi che, come vedete, ci proteggono dal sole, ci danno un po' di frescura e questo è quello che inizialmente abbiamo, quindi un po' di riparo dal sole da parte degli alberi, cipressi, pini, abbiamo flora e fauna particolari e vi racconterò strada facendo se avrò fiato e se riuscirò soprattutto a fare grip con una mano. Vi ricordo che ho scarpe normali e non con l'attacco, porca miseria, perché dovrei averlo. Mi metto così, spero si senta. Porca vacca,
Ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Io ve lo dico già adesso, mettete già un like, iscrivetevi, non sono capace a staccare l'altra mano, altrimenti faccio un backflip. E dai che andiamo. 2 giorni prima di partire per il fronte, a tarda notte, il Perozzi si era inginocchiato sui gradini della chiesa di Santa Maria Maggiore, a Lanciano, e aveva chiesto alla Madonna di farlo tornare sano e salvo dalla guerra, non tanto per sé, quanto per i suoi genitori. Ma tu sei il magico, vero? Quello con sì. la ruota solo? Io, Valentino Rossi. Sì, vale di più farla con questa. Giovedì 2 maggio 1918. L'aviazione nostra e nemica sono attivissime. Nel pomeriggio, verso le 5, il nemico riapre il fuoco. Sotto una vera grandine di pallette, quasi tutti gli uomini si riparano nella caverna. 2 soli rimangono sotto la tenda, impavidi. Ad un tratto sentiamo gridare. Io mi affaccio dalla caverna e guardo lungo il pendio del monte, verso le nostre tende. Da una di esse vedo uscire col volto trasfigurato il caporale Samengo, che invoca aiuto. Lo credo a prima vista ferito, ma invece egli mi accenna all'interno della tenda. Corro insieme ad altri e trovo il caporale Iacchetti steso per terra sotto la tenda, con gli occhi stravolti e fissi. Sotto l'attacco nemico lo adagiamo su di una barella e lo portiamo al posto di medicazione. Egli è ferito all'addome da 2 pallottole e geme continuamente. Vorrei quasi dire però che è colpa sua. Ragazzi, ecco quanti tornanti mi aspetteranno. 28 tornanti. Sto già sudando, sento già la fatica. Un'altra notizia che devo darvi, che non è una bella notizia, è che ho anche mal di gambe, perché per un concorso che ho fatto, per un concorso che dovrò fare, dovevo correre a piedi. Dato che è da un po' che non corro a piedi, perché ormai forse per gli iscritti al canale avranno capito della mia caviglia destra. Caviglia destra, giusto? Caviglia destra. Ara qua come che so Poco a caviglia destra. Secondo dei terzi appuntamenti per la camminata breve che il dottor Usuelli mi ha ordinato, perché sono stato operato per la terza volta alla caviglia destra. Sì, integrazione di cartilagine, speriamo bene, guardiamo il cielo e che sia l'ultima volta veramente, e che possa ritornare al 100% a fare sport. Sì, ho tanta voglia, anche perché ci sono dei video, un motivo in più per dare il buon esempio, come puntini. Ma in mia fase di scrittura del video Monte Grappa in Graziella, oltre a un po' di sano divertimento, sport e quel tocco fine di ignoranza, avevo anche l'intenzione di portarvi qualcosa di serio, qualcosa di storico, e a casa avevo un libro. Ora vi faccio vedere, ce l'ho qui con me. 1918, Monte Grappa, diario di guerra di un ragazzo del 99, Giuseppe Perozzi. Il ragazzo del 99 che ha scritto queste memorie durante la guerra del 15-18, scritte durante l'anno 1918, appunto, quando dall'Abruzzo partì per arrivare in Veneto. Devo ringraziare perché per l'utilizzo delle frasi e alcune foto la casa editrice Edizione DBS, perché altrimenti non avrei potuto portarvi queste memorie del Perozzi, a cura di Piero Tessaro, il signor che gentilmente ha curato le memorie, ha raccolto le memorie e le ha riportate in questo libro. Spero che il tutto sia di vostro gradimento. Riprendiamo col video e dai che andiamo. E io mi aggiusterò, spero, la caviglia, tempi di recupero, con calma si arriva a grandi traguardi. Mi sono allenato e sento un po' di dolore, vabbè, ma noi ci tiriamo indietro. Siete sul canale di Manuel Cosimo Muia, per gli amici Johnny Trevi, pare che mi tiro indietro, ma dai, sempre avanti. Primo tornante, so già finito. Dai che andiamo sempre. Comunque questa strada ha 102 anni, costruita nel 1918 per volere del comandante Giardino. Primo tornante. Domenica 5 maggio 1918. Dal 18 aprile non ricevo posta dai miei. Non sono affatto tranquillo. E anche oggi, quasi implorando, scrivo nuovamente.
Martedì 7 maggio 1918. Ricevo posta da casa e per questo sono abbastanza tranquillo. Giuseppe Perrozzi. Primo tornante, eccolo là, e qui tira, inizia a tirare, è da un togo che tira, è da un pezzo che tira. E dovrò alzarmi spesso sui pedali. Fortunatamente l'allenamento di questi giorni, settimane e mesi mi sta dando una mano, perché stando sui pedali a mo' di scalatore riesco a spingere meglio. Si usano più muscoli del corpo e quindi si bruceranno più energie, però si riesce a spingere meglio. Guardate che panorama, guardate che roba. So impiantato. Eccolo, numero 1. Dai che andiamo! Eccoli! Dai! A questi che già finito! Questi sì che mi fa bella vita, altro che mi discesa! Oh, guardate che panorama fantastico! Oh, eccolo un altro! Ehi! Stavo simpatico, c'è gente, sì! Venerdì 10 maggio 1918. Giornata bella, come ieri. Gli aeroplani ronzano sulle nostre teste, continuamente. Si vocifera che fra qualche giorno vi sarà l'offensiva. Nostra, nemica. Nessuno sa nulla di preciso. Però, quando il Fante parla, 99 su 100, coglie nel segno. Ragazzi, secondo tornante. Ok, si può prendere leggermente fiato al tornante facendolo largo. Panorama, come vedete, magnifico. E guardate come impena. Valentino Rossi, Vale Yellow, wow! Valentino, come fa la tua moto? Che figo, guardalo! Mugello! A proposito di Mugello, oggi corrono anche a Misano. Qui si può respirare un attimo. Vi racconto un altro aneddoto del Monte Grappa. Dopo la disfatta di Caporetto, il Monte Grappa è stato teatro di ben 3 battaglie. Dove la battaglia più importante fu quella di Vittorio Veneto del 1918. Questa strada è stata costruita per il volere del generale Giardino per portare viveri, armi per l'esercito italiano, perché se si saliva da Romano de Zellino le truppe venivano colpite dal fuoco nemico e quindi è stata costruita questa strada qui, più breve ma più pendente. I Movrian S Works to see. Ciao, eccoli, ciao. Ehi, prova a stare dietro Marco Pantani. E l'aggancio è riuscito. E tiene botta. Guardate che rapportone. E io in Graziella. Ale. Giovedì 16 maggio 1918. Apprendo che un mio compagno, Michele Cianciosi, è rimasto leggermente ferito alla schiena da un sasso lanciato dallo scoppio di una granata. Il ferimento è avvenuto alle 9 pomeridiane di ieri, mentre era di sentinella. Dormo in una discreta branda, presa ad un mio soldato che è stato inviato all'ospedale. Venerdì 17 maggio 1918. Ho appreso da Saraceni, il mio compaesano, che da una delle 2 tombe giacenti vicino al terzo pezzo della nostra batteria, per la neve disciolta, veniva fuori una gamba. Con ogni cura, tutti si sono prestati alla sepoltura dei miseri resti. Mi sono avvicinato anch'io alla tomba. 4 nomi sbiaditi si leggono, poveretti. Tour de France. Sono morti qui sul Grappa, i giorni infausti della ritirata, per la difesa della patria, sulla croce 3 novembre 1917. Terzo tornante. Domenica 19 maggio 1918. Oggi i signori austriaci ci hanno reso la pariglia del nostro precedente bombardamento. Piccoli, medi e grossi calibri si sono rovesciati senza posa intorno al tempietto della Madonna del Grappa, scavando profonde buche. Qui che ho imparato a me, dai che andiamo. E dopo sto momento di euforia
è arrivata la grande botta. Fagliela sentire! Come direbbe Franchino, La grande botta! stanchezza. Comunque mi sono messo i guantini. Sì dai, è l'1:45, perché col sudore non avevo grip e vai, non avevo grip sulle manopole e quindi o che scivolavo con il rischio di sbattermi tutto il dente davanti, Ma scivola e mi spacco tutti i denti davanti. all'Aldo Baglio. Non devo mettere piede per terra, mi ci vorrebbe il bastone così. È una scommessa? È una scommessa? Sì, su YouTube. Mercoledì 5 giugno 1918. Di buon mattino ha incominciato a fioccare maledettamente. 50 cm di neve in brevissimo tempo. E dire che siamo a giugno. Nel momento in cui scrivo sono sotto la tenda. Ore 23:30. Domani alle 3:15 dovrò recarmi all'osservatorio col comandante di batteria. Sono stanchissimo e mi addormento, avendo sempre accanto la mia fedele maschera antigas. Oh ragazzi, questo siamo all'inizio, terzo tornante verso il quarto. Oggi ancora è il tocco più viabile. Pensati dopo. Vabbè, se dopo vedrete delle immagini di me senza il mio parlato, avrete capito perché fiato non ne avrò e dovrò usare questa biomeccanica che già è insufficiente di sé in Graziella in salita, e aiutarmi con le braccia in avanti e buttarmi con le spalle oltre il manubrio, che tipo già adesso vedete sono così, per avere un po' di spinta, dato che il manubrio non è da corsa come vedete. Quinto tornante. Eccole. Loro tranquille. Mamma ragazzi, come tira. Ci tira, eh? Cerco di pedalare un po' normale. Ci vediamo dopo. Ciao. Oh ragazzi, oggi fa proprio caldo. Sto seguendo Manuel nella salita in Graziella. Siamo al sesto tornante, guardatelo là che sale pian pianeo. Adesso magari vediamo se riesco a beccarlo all'ottavo tornante, se riesco a fermarmi con la macchina. Comunque il Monte Grappa è famoso perché era uno dei fronti più importanti delle battaglie della prima guerra mondiale. In questo caso era l'ultimo baluardo dopo la rottura di Caporetto. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono, almeno oggi. Guardate ragazzi, tra gli alberi c'è sempre una bella vista, di là tra il fiume e tra gli alberi. Dai Manu! Dai Manu! E se no, pedali! Guardate, di là dal fiume tra gli alberi. E buongiorno, sono ancora io. Oh ragazzi, che pace che ti dà la montagna. Il mare è una cosa, ma la montagna è un'altra storia. Guardate che po' di bosco. Qui ok, siamo ancora in strada, però comunque rispetto alla pianura c'è un po' più di fresco. E adesso siamo sull'ottavo tornante, aspettiamo Manuel che salga con la Graziella. A dopo. 2 hours later. Io ragazzi, ve lo dico sinceramente, non sono mai stato bravo a parlare, però Manuel mi ha insegnato tante cose. Eccolo là che arriva. Dai bomberone che ce la fai! Dai, ogni due! Il Monte Grappa è diventato famoso dopo la battaglia di Caporetto. Ci furono ben 4 battaglie. La battaglia del novembre 1917. Comunque ragazzi, se sbaglio è perché fatica a pedalare, spiegare, magari qualche svista può capitare, quindi perdonatemi, ve lo dico già in anticipo. 2 battaglie quindi del 17. Una di queste è la battaglia d'arresto, in cui venne arrestata l'avanzata dell'impero austro-ungarico. La battaglia del solstizio del 1918
è la battaglia di Vittorio Veneto, sempre del 1918, in cui terminò la prima guerra mondiale. Nono tornante. Oh ragazzi, adesso a dirvela sinceramente, so momentaneamente desfa. Ma sei un messaggio dopo il segnale acustico, grazie. Dovrebbe essere il nono, spero di sì. Comunque l'area di montagna è ottima, senza gas di scarico delle macchine. Usate la bicicletta se potete. Siamo quasi al punto di non ritorno per questo pianeta. Mamma mia che mal di gambe. Ragazzi, iniziamo la doppia cifra. Un po' alla volta ci siamo. 10° tornante. Dai che andiamo. 11° tornante, 11°. Posso rifiatare un po'. Parlandovi della flora e della fauna, per quanto riguarda la flora abbiamo l'abete bianco, l'abete rosso e il faggio. Per quanto riguarda la flora invece abbiamo il cervo, il capriolo e l'aquila reale su questo Monte Grappa. Ma da dove deriva la parola Monte Grappa? Da crap, ovvero roccia. 12° tornante. Esatto, la scalata da Semonzo sul Monte Grappa in Graziella continua. Ciao ma Brombe, ma se è vero che non ti sei ancora iscritto al mio canale? Ma di cosa stiamo a parlare? Tosi è totalmente gratuito. Guarda, ti aspetto 3 secondi, giusto tempo fare clic con il pollice. Fatto. Tanto a te non costa niente, nessun problema. Te lo dico, mi lascia un like, anche quello se è gratis. Per me che creo contenuti, come avete visto, ci metto tantissimo tempo perché da 2 settimane sono chiuso qui a creare un video che possa darti un sorriso e migliorarti la giornata. Grazie. Anche perché chissà che porta fortuna a sta caviglia messa così. Incrociamo le dita. Ragazzi, guardate qua, quella di sotto che vedete è la chiesa dove siamo partiti poco fa. E si sale di tanto, quindi mi sono lasciato Manuel indietro, vediamo dov'è. Immaginatevi la salita, ok, fino lì su in cima tra gli alberi, alla prima salita del monte avrà beccato. Adesso vediamo cosa succede quando lo troviamo. Ecco, sto scendendo e sto andando giù con la fida bottiglietta di acqua. Faccio il buon preparatore atletico, eccoli lì. Finalmente siamo riusciti a trovare dov'era. Sì, abbiamo fatto qualche 100 metri giù, però adesso l'abbiamo trovato. Sempre i piedi sui pedali, se no se ne va via. Due calcoli, proverò a farmi tutta la salita in piedi. Ah però. Comunque a pensarci mi viene davvero brividi, quasi commozione, lo ammetto. Forse se si andasse in una piazza d'Italia, Torino, Roma, Genova, Palermo, Milano, Vicenza, Reggio Calabria, a chiedere a dei giovani, dimmi anche le prime strofe dell'Inno d'Italia, dimmi le battaglie essenziali, non tanti penso riuscirebbero a dare una risposta. Bisognerebbe tornare a dar valore a quello che è la storia italiana, a credere nell'ideale, nel tricolore, nel verde delle nostre montagne, dei nostri prati, del bianco della neve e del rosso dei caduti. E questo rosso qui, ragazzi, ho i brividi a dirvelo, non per il freddo, ma ho poco fiato perché è commovente, ve lo dico, da italiano abbiamo una grossa responsabilità, dobbiamo, almeno parlo per me, dobbiamo rendere onore a chi ha dato il sangue per la nostra bandiera e si vede tuttora giovani contro le forze dell'ordine, non c'è rispetto e veramente tempi cambiati. Che questo video possa essere visto da qualche giovane, da qualche ragazzo o ragazza che ha qualche anno meno di me e possa essere di buon auspicio. Italia 1. Dai che andiamo. Guardate che panorama, di cosa stiamo parlando. Da qua si buttano e ammirano tutta la pianura.
Ma il Monte Grappa non è soltanto famoso per essere il monte sacro alla patria, date le battaglie che vi ci sono combattute e i diversi passaggi del Giro d'Italia, come nel Giro 2010, la cronoscalata del 2014 con partenza da Bassano del Grappa, il famoso 2024 con il doppio passaggio e quest'ultimo 2025, ma anche per essere uno dei luoghi più rinomati d'Europa per il volo libero in parapendio e deltaplano, grazie alle ottime condizioni di meteo e al paesaggio suggestivo. Il volo libero è praticato sul Grappa fin dagli anni 80 e Borso del Grappa è uno dei centri principali con eventi storici, come i campionati italiani del 1995 e l'Halloween Cup, nata nel 98, ove vi partecipano i migliori piloti di tutto il mondo. Infine segnalo il Trofeo Monte Grappa, che è la gara internazionale più importante della zona. Si tiene ogni anno dal 1982 durante il periodo di Pasqua. Attira piloti da tutto il mondo ed è accompagnata da eventi come il Festival, una fiera del volo libero nell'area Garden Relays. Permette di provare attrezzature e conoscere il mondo del parapendio anche per i non esperti, ma anche Nordic Walking, Running, Trekking, oltre ad altre aziende del territorio. Peccato per questa foschia, ma panorama che dovete vedere coi vostri occhi. Lunedì 10 giugno 1918. Questa mattina sono stato svegliato dai pezzi della nostra batteria. Sono infatti corso al mio posto quando già tutta la batteria era in azione. Il nostro fuoco di appoggio per qualche colpo di mano dura pochissimo. Sull'esito non conosciamo nulla di preciso. A sera 16 autocarri pieni di munizioni vengono a depositare le casse nei pressi della nostra batteria. Dopo manovra non facile e alquanto pericolosa, ritornano a Bassano. Siccome però tutti non potrebbero venire in colonna, data la ristrettezza della strada, gli autocarri vengono avanti uno per volta, onde permettere la manovra di ritorno a ciascun automezzo, non appena effettuato lo scarico. Ho accompagnato gli autocarri facendo la spola tra la batteria e l'innesto della camionabile che conduce a Montemeda e a Colformiga. Riesco anche a guidare la macchina lungo la strada. Oggi, come ieri, non è arrivata posta in batteria. Giuseppe Perrozzi. Voglio! Comunque adesso ho un po' più di fiato e ho sempre un po' gli alberi che fanno ombra e mi proteggono. Però vi stavo dicendo, pensate ai ragazzi del 99, del 1899, partiti in guerra e a 16-17 anni per difendere la bandiera italiana. Quel senso di fatica, di sofferenza. Pensate a tutto questo, madri che vedevano i figli partire e purtroppo a volte non tornare più indietro. Pensate a questo e veramente è un colpo al cuore. E questo è per rendere grazie questo mio piccolo gesto, ma piccolo ragazzi, piccolo, questo doveroso ringraziamento a fatica, perché oltre fatica fisica, biomeccanicamente non è facile pedalare. Quindi è un grazie a tutti gli italiani che hanno dato il loro apporto per questo paese. Grazie. Il loro apporto per questo paese, grazie. Un bacio. Un bacio. Dai. E ve ne racconto un'altra. Il cimitero, l'ossario che troveremo, spero di arrivarci, in cima al Monte Grappa, è uno degli ossari più importanti d'Italia, come quello di Re di Puglia. Se non sbaglio sono seppelliti 10.295 austriaci e altrettante migliaia di italiani, di cui 10.000 non riconosciuti, gli austriaci, e solo 295 riconosciuti. Sono sepolti sul lato nord dell'ossario del Monte Grappa. Intanto 15° tornante. Sul lato sud invece sono sepolti i nostri connazionali, gli italiani. E pensatevi al fronte in trincea, la difficoltà non come adesso. Adesso si parla bene l'italiano, fortunatamente, ma il livello, scusate il termine, però devo usarlo, l'ignoranza che c'era all'epoca, non c'era un livello di studio come allora. Dove siciliani, pugliesi, piemontesi, lombardi, veneti erano insieme in trincea, ognuno parlava il suo dialetto e faticavano a capirsi. Pensate anche che difficoltà.
La battaglia del solstizio, sabato 15 giugno 1918. Senza interruzione i nostri grossi calibri hanno rovesciato dalla mezzanotte alle 2 tonnellate di granate sul nemico. Sono le 3. Mi sveglio, sbottono la tenda e carponi, vado fuori all'aperto come un turiddu qualsiasi. La notte sul Grappa è calma, il cielo è limpido. Ad un tratto vedo guizzare sul Piave delle vampe, che si moltiplicano in un istante. Poco dopo mi giunge l'eco brontolante del finimondo che succede laggiù. Rientro sotto la tenda. Sto per togliermi le scarpe quando un sibilo rabbioso si fa udire. Penso, ci siamo. Infatti 1000 e 1000 colpi si susseguono agli altri. Scrosci, lampi, bagliori, prorompono senza posa. Ho avuto subito l'esatta sensazione della gravità del momento, poiché ho capito che l'esercito austro-ungarico scatenava in quell'istante l'offensiva punitiva. Sotto quella sarabanda di ferro e fuoco ho avuto un attimo di perplessità. Esco significa morire, rimango significa essere ugualmente accoppati e per di più ingloriosamente. La decisione è quindi venuta fulminea. Esco. Trovo il puntatore già in azione, sul pezzo. Spariamo rispondendo violentemente al nemico che diventa via più accanito contro di noi per la precisione del tiro. Comincia a fare giorno. Ora il bombardamento è insopportabile. Col chiarore incomincio a vedere che tutto intorno è un ricamo straordinario di buche d'ogni grandezza. Quante granate. Ma noi non cediamo, si fa sempre fuoco. È il Grappa, la salvezza d'Italia. Parlando di alimentazione invece, ok che qui abbiamo due malghe importanti dove sarà l'inizio del punto critico. Comunque ragazzi, che panorama. I parapendi, loro sì che guardano un bel panorama. Però ve lo faccio vedere anch'io dal mio video, dai. E parlando di alimentazione, vi stavo dicendo, ho bevuto molta acqua, sto continuando a bere acqua perché è importante idratarsi, e anche sali minerali, perché non sembra, però il sole becca e becca tanto. In big karting. Guardate, guardate tifosi, guardate quanti tifosi abbiamo, grazie mille. E vai, non si molla niente, mettete già like, iscrivetevi al canale, forza. Ah, questo, ma mi questo cosa ha visto? È uno sport di me. Questa qua mi vorrei due sgommate, ma che roba. Lì fa più fatica il motore, e c'è qua il motore, sono questi due pistoni qua, cilindri a V come piaceva al Drake Sir Enzo Ferrari. Lì come avete visto si buttano i parapendi, paesaggio stupendo. Io mi mantengo il fiato perché dovrò spingere fino a cima Grappa. Cose da pazzi. Ma che stavo venendo giù a piedi, Buon ritmo comunque, Oh, per voi, like e iscrivetevi subito. Dai, facciamo un po' di... lo seguiamo un pochino. Vai, vai, tu vai. In angolo più avanti c'è la macchina. Che manca poco. Dopo la battaglia del solstizio, nei pressi delle porte di Salton, un fante della brigata Emilia scolpì su una roccia questa frase: a ricordo della vittoriosa resistenza delle truppe italiane sul Grappa contro l'attacco degli austro-ungarici. Dal 10 al 24 luglio 1918 il caporale Giuseppe Perozzi lascia il Monte Grappa e si reca a Vasto, Lanciano e Chieti in licenza speciale per esami. Ritorno a Cima Grappa, giovedì 25 luglio 1918. Seduto in fondo ad un carro bestiame, penso che la mia licenza è volata per incanto. Mi ritornano in mente i più dolci istanti trascorsi, mentre mi avvicino alla meta, Bassano.
A Cassola mi sveglio da questo torpore e mi porto ad osservare il massiccio del Grappa, che si delinea maestoso tra il Brenta e il Piave. Ancora pochi minuti di viaggio e la tradotta si arresta quasi bruscamente. Sono a Bassano. Scendiamo e, per non essere incolonnati e condotti a dormire in qualche camerone con paglia a terra, in 3 o 4 riusciamo ad eludere la vigilanza e a darcela a gambe. Fuori dalla stazione incontro il sergente Muccioli. Ci salutiamo e rievochiamo i momenti più belli della nostra trascorsa licenza. Egli porta a seco un mandolino, col quale si ripromette di trascorrere le ore più giocondamente. Non so dargli torto, poiché anch'io sono un appassionato suonatore di chitarra. A sera inoltrata giungiamo alle Salmerie di Crespano, ove pernottiamo. Giuseppe Perrozzi. 18° tornante, come state guardando, ci siamo sempre più vicini. Oddio mio, ragazzi, cos'è sta roba? Tanto fiato, tanto cuore, tanta forza di volontà. Lunedì 5 agosto 1918. Oggi il tenente mi ha chiamato e mi ha dato l'incarico di costruire una riservetta per munizioni in prossimità della nostra batteria. Incomincio i lavori. Togliamo un grosso blocco di pietra con fatica e sudore. Da questa riservetta viene estratto un masso che sarà trasportato a Milano per la erezione del monumento al Grappa. Nei momenti di sosta, servendomi di un binocolo, riesco a godermi nei minimi particolari l'incantevole panorama che si osserva dalla cima del Grappa. Riesco a distinguere benissimo il campanile della Serenissima. Si vedono anche le cuspidi di San Marco e la estesa laguna di Venezia. Treviso con le case più alte raggruppate verso il centro della città. Mi soffermo ad osservare gli agglomerati di case di Cittadella e di Castelfranco. Guardate che paesaggio magnifico. 19° tornante. Fa sempre piacere l'affetto delle persone lì al tornante. Sì. È bello che adesso sì, è bello che ti supportino quando ti vedono salire magari in qualsiasi altro mezzo, anche se non in Graziella, anche quelli che sono saliti in quad. No, fa sempre piacere anche delle persone che non conosci. Sì, soprattutto per quello, perché magari chi conosci sa la tua storia, la tua vita. Ben bello, ora 19° tornante, ci siamo. Sì dai, manca poco. 28 tornanti sono, Sì, 28. 28 tornanti, dai. Dai, che manca poco. Non molliamo, non molliamo. L'abbiamo fatto. Dai. Ne abbiamo fatti 19. Però adesso le pendenze. Vabbè, ma comunque tu ce la fai. Sono io che non ce la faccio. Dai, ti sei forte. Dai. Grande direttore sportivo. Dai, sempre avanti. Oh, guardate ragazzi che bella situazione qua. Ragazzi, noi siamo in mezzo, io sono in mezzo al bosco con la miraglia, guardate qua che storia, via sotto la galleria, come se fossimo nelle 52 gallerie del Pasubio. Dai che ce la facciamo a portare a casa anche questa. Adesso cerchiamo un posto dove fermarci e attendere il passaggio del gruppo. E dato che ha Bembe lo strumento per registrare, io estraggo il piano B. Sì, ok, non avrà la stessa stabilità, però voglio farvi vedere che lì non posso mollare la mano. Vediamo se faccio la pazzia. Eccola lì, inquadra. Lì c'è la galleria. Mamma mia ragazzi, da paura. Tanto dobbiamo a questa salita, tantissimo. Adesso leggera discesa e poi, mamma mia, e poi il pezzo duro. Come nelle 52 gallerie del Pasubio. Adesso mi metto qua vicino, fuori dalla strada, e facciamo 4 chiacchiere tutti insieme. Oh ragazzi, riuscite a vedermi? Sì, sono sempre io, la miraglia che segue il primo personaggio di questo canale nelle sue avventure. No, niente. Volevo solo dire che mi sono fermato in un bel posto molto più avanti, così gli do corda, lo lascio, vediamo,
Gli do corda, lo lascio andare, lo lascio correre, lo lascio pensare, perché anche la testa è importante. Non so se ve l'abbia detto, ve lo dico anch'io, che su queste cose sì, il fisico c'è, ma a volte bisogna anche lavorare tanto di testa. E siamo quasi vicini alla meta, manca poco. A dopo. Oh ragazzi, è difficile guidare e vloggare, però almeno qualcosa cerchiamo di farlo. Oh ragazzi, guardate che ho incontrato il buon Manu. Adesso vediamo se riesco a superarlo. Poi pantani! E se no, pedali! È bello essere qui in montagna con le montagne, le luci, i pascoli. Guardate ragazzi, tra poco ci sono anche le mucche. I sassi! Che belle storie. Adesso vediamo se arriva il nostro eroe da qualche parte. 3 hours later. Eccolo qua il nostro eroe che sta arrivando. Dai che ci sono anche le mucche che fanno il tifo. Vacche! Mu! Mucca! Mu! Inizia il tratto duro. Sì, adesso lo vedremo anche salendo. Pronti? Sempre dall'alto, come dicono i buoni fotografi, perché sennò dal basso viene fuori male. No, comunque io volevo dire che stiamo mangiando, e però sì, possiamo anche guardare la marca. Oh, per favore inviateci le barrette, perché sennò lui non riesce più a farcela arrivare su grappa, È vero, anche perché costano. Sì. Quando è che scadono? Queste 2020 avanti Cristo. Avanti Cristo, no, settembre 2020. Siamo ancora in settembre, quindi vanno bene per fare grappa. Ovvio. Campo Croce, siamo arrivati. Proviamo a fare una inversione. vai, ciao! Ciao capo! Ciao, aspetta che ti fa. Aspetta, vieni incontro. Ecco, abbiamo alcuni fan. Manuel Cosimo Muglia su YouTube, mi raccomando, guarda già che c'è il video sul Giro d'Italia. Cronometro Conegliano Valdo Biadene. Ciao! In bici da corsa però! Bello sempre che persone sconosciute facciano un saluto e capiscano il valore e la fatica di fare il Monte Grappa da Semonzo in Graziella. Però il gesto, ve lo ricordo, è per rendere tributo, come la scritta sull'ossario sul Monte Grappa, ai caduti del Grappa, ai nostri connazionali. Guardate che bei cavalli! Ho veramente simpatia per gli asinelli e per le scimmie perché sono festose, sorridono, ridono, e poi gli asini perché sono veramente animali da lavoro, forse sottovalutati, quindi della serie nessuno li vuole, però li prendo io perché sono veramente animali con un cuore grande. Ragazzi, siamo quindi a 1500 metri sul livello del mare, dobbiamo arrivare a 1745 metri. Dopo Campo Croce inizia il pezzo più duro e qui è da stringere i denti. Ho mangiato una mezza barretta, mezza l'avevo iniziato a mangiare prima di partire, ho preso un gel, bevuto come al solito, però non voglio spaventarmi, stringerò i denti e andrò sempre avanti per voi. Dai che andiamo. Scorta a Torri di Quartesolo, mercoledì 14 agosto 1918. Nel pomeriggio avrei dovuto accompagnare un soldato a Torri di Quartesolo, vicino a Vicenza, per riposo. Partiamo subito con tutti i fogli in regola e montiamo su di un camion. Facciamo allo scoperto il tratto del Passo della Morte a velocità pazzesca. Il conducente la conosce bene, in quanto la zona è sottoposta a continui tiri di artiglieria.
Un po' più al sicuro scendiamo a velocità moderata verso Semonzo, attraverso parecchie gallerie praticate dal genio lungo la strada camionabile. Il panorama, che di quassù si gode, è meraviglioso. A piedi della montagna, a Semonzo, l'autocarro si ferma e noi a piedi proseguiamo fino a Bassano. Ragazzi, è un tratto duro. Giovedì 15 agosto 1918. Alle ore 10 ci rechiamo alla stazione di Bassano e dopo 2 ore la tradotta finalmente parte. Al tramonto siamo a Vicenza, che vedo per la prima volta. Questa città mi fa un'ottima impressione. Usciti dalla stazione imbocchiamo un viale alberato molto bello e ci dirigiamo verso la città. Per giungere a Torri di Quartesolo dobbiamo percorrere circa 10 km, ma gambe in spalla, e via fuori da Vicenza, uscendo da Porta Padova. Tratto duro, si stringe i denti, cerco di risparmiare ossigeno perché i muscoli ne hanno bisogno. Dai globuli rossi, pompate ossigeno. E dopo 20 minuti di timelapse siamo riusciti a ritrovarlo. E che il brutto arriva dopo, non oso immaginare. Dai, dai! Ne abbiamo 11, giusto? Antonio. Salute Antonio. Stiamo andando in quel di Milano per il controllo alla caviglia destra e ovviamente speriamo di portare buone notizie. Viale Regina Margherita 39, Milano. Sono appena uscito, dolore allucinante alla caviglia destra. Togliere il tutore, sto sgrondando. Sembra una cascata del Niagara di sudore. Vai sempre dritto. Secondo me tra un po' iniziamo a svoltare a destra perché secondo me qua non mi convince tanto, non so se... 1 month later. Bonsoir. Allora, queste sono le condizioni a quasi 2 mesi dall'operazione alla caviglia destra. Avete visto come ero preso nei video precedenti, questa è l'evoluzione. Quello che state per vedere tra poco è il pezzo più duro della scalata. Punte 17%. Il male alle gambe, che mi ricordo sarà per sempre indimenticabile. Muscoli dalla gamba, quadricipite e bicipite femorale mi hanno fatto dannare fino a sera e qualche giorno dopo. Quasi ingarellato con un ciclista davanti e dietro di me. Bene, noterete che ho fatto qualche metro zigzagando perché non avevo quasi più gambe e questo metodo di ascesa, questo metodo di salire verso la vetta mi ha dato un po' di tregua, un po' di respiro. C'era anche Bembe che mi avvisava se c'era qualche veicolo, bici, moto, auto che scendeva, quindi ero in diretto collegamento con lui ed ero subito pronto appunto a farmi anche da parte nel lato sinistro, quindi era tutto al sicuro. Tra l'altro vi faccio vedere anche una cosa, dato che siamo qui. Aujourd'hui è il mercoledì 2 luglio 2025 e oggi per la cronaca è anche il mio compleanno. Yeah. Se finora questo video ti è piaciuto, se finora questi video ti sono piaciuti, condividi questo video, questa playlist di video con qualche tuo amico, tua amica che come te piace l'avventura, gli sport adrenalinici e questa salita del Monte Grappa da Semonzo, il versante più duro in Graziella. Metti un like, iscriviti al canale perché per chi crea contenuti su YouTube come me in questo caso, un'iscrizione al canale, un like, una condivisione è molto importante, fa veramente la differenza. Lascia un commento se inoltre il video ti è piaciuto, quindi ragazzi e ragazze dai che andiamo e guardate il pezzo più duro di questa playlist, Monte Grappa in Graziella, così era che ricordi. Ciao ragazzi, non so se mi facciano più male le braccia a forza di tirare o le gambe. Sicuramente con questa postura i polpacci gemelli non riescono a dare tutta la loro spinta, anche perché sono senza pedali a sgancio rapido e anche perché lavorano. Mamma mia che male i tricipiti. Sarà perché anche ho nuotato, però male.
Giovedì 12 settembre 1918, 102 anni esatti dopo. Questa notte ho dormito ben poco. Mi sono levato per tempo per recarmi al fontanino poco discosto dalle salmerie e lavarmi. L'acqua gelida che scaturisce dalle viscere del Grappa mi ristora. E tornato al fienile non vedo altro passatempo se non quello di recarmi a Crespano, che dista a pochi passi dal punto ove siamo alloggiati. Solito movimento di muli e camion lungo la rotabile, sulla quale veggo passare due piccoli tanks dipinti con colori mimetici. Essi si dirigono verso il Piave. Mancavano questi strumenti di morte per completare il quadro della guerra. Dopo aver girovagato per Crespano, torno al mio giaciglio e verso sera un mio commilitone e io, sdraiati su di un praticello nei pressi della casa dai Viti, cantiamo e suoniamo delle canzonette più in voga. Sabato 28 settembre 1918. Per poco oggi non rimanevo per sempre sul Grappa. Mentre andavo alla sezione, distaccata in Val Melin, ho sentito un fischio rabbioso, poi uno schianto formidabile. Un 152 austriaco è scoppiato a brevissima distanza, rovesciandomi addosso terra e sassi, per cui mi dirigo a corsa pazza verso la nostra sezione. Vi arrivo in condizioni pietose. I soldati che mi avevano visto cadere hanno creduto per un istante che fossi stato colpito e il vedermi rialzare e correre verso di loro è stato invero una grande meraviglia. La mia divisa è irriconoscibile. Giuseppe Perrozzi. Il cartello Monte Grappa, rifugio per mangiare. E ragazzi, l'aria qui si fa sentire fresca da montagna. Esperienza unica in Graziella e volevo portarvi questa mia impresa. Scusate se non riesco sempre a guardarvi negli occhi, ma devo cercare di guardare dove mettere le ruote, perché aumentando la lunghezza si diminuisce l'ascesa e quindi riesco a fare un po' meno di fatica, dato che il versante da Simonzo, come avete visto, tira abbastanza. Ma scusa, perché ogni volta che ci tira le guardi in bacio a me? Gesù d'amore acceso. Comunque i paesaggi continuano, si sta ossigenando bene, il sangue sta respirando aria pura. Vorrei fare la gara con quelli davanti, come avete visto prima, però o parlo o faccio la gara, e quindi penso che a voi interessi di più che io faccia due chiacchiere con voi, giusto? Ragazzi, ho fatto penso 400-500 metri a tutta, non ho nemmeno fiato per rispondere, per parlare, ma ve l'avevo detto d'altronde. Siamo al 22esimo tornante, 6 tornanti alla fine, ci siamo. Oh ragazzi, ve lo giuro su Dio che non l'ho mai spinta a piedi, mai spinta, mai. Oh, come vedete gli alberi sono in minor quantità rispetto a prima. Io devo continuare a fare zig zag per andare avanti e ci siamo quasi. Guardate che paesaggio, guardate che roba. E leggero tratto in discesa, 130. Adesso Martin Garrix Animals. Si vola, si vola. Voilà! Si spinge, manca 4 km, ci siamo, dai che andiamo. Giù tutto! Mentre qua davanti è tutto un arcobaleno. Wow, guardalo come gira! Ragazzi, casco allacciato adesso! E prudenza? Sempre! Giù il piedino! È entrato, preciso, ce l'ha fatta! Vai Johnny 3! Wow! Guardalo come si butta! L'attacco di Rossi, staccata incredibile in fondo al rettilineo. Cambio di direzione! Wow, correntaio! Giù tutto il ginocchio! Un palettino che riesce a infilarsi nel varco. Giù il ginocchio! Si pedala! Fuga solitaria! Oh, guarda! Uno dei momenti più belli! Perché tra poco inizia di nuovo la salita. Infatti, vuoi parlarsi? Ma che paesaggio è? Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ciao! Che bello, che bello! Ah, mi sono anche divertito a cambiare direzione, che poi con la Graziella, essendo bassa, avendo il baricentro basso, si cambia con più facilità rispetto alle bici da corsa, quindi muy bien. Tornanti, magnifici paesaggi. Guardate, noi dobbiamo andare al di là adesso.
E sono davvero anche fortunato, dato che sono anche credente, quindi ringrazio Dio di avermi dato una bellissima giornata, perché pensavo di trovare nebbia e freddo. Infatti mi sono portato anche il cambio invernale. Guardate che paesaggio bellissimo. Ciao bello. 23esimo tornante, ragazzi. Ai ai ai. Adesso sì, vabbè no, che mal di gambe. Ragazzi, quindi mancano 4 km e mezzo e poi ci siamo, portando sempre rispetto ovviamente, quindi non è il solito video, magari con un po' di ignoranza, però ne abbiamo approfittato per fare quel pezzettino lì in discesa. 23esimo tornante. Sabato 13 ottobre 1918. Che destino crudele, lo sapevo io. Di nuovo di pattuglia. Sono stato chiamato dal sottotenente Pasquali, il quale mi dice: devi andare in trincea. Ti prometto però che vi starai soltanto una settimana. Tu ormai sei stato in licenza e puoi andare. Logicissimo, penso. Il ragionamento non fa una grinza. Chi andava in licenza aveva la preferenza di crepare prima degli altri. Insomma, guardate che panorama. Che panorama, ragazzi. gli ordini non si discutono e l'obbedienza deve essere sempre pronta, rispettosa e quel che segue. Andare verso la trincea dà una sensazione sconcertante. Comunque volevo ringraziare tutte le persone che lungo questi chilometri mi hanno fatto il tifo, persone che io non conosco, ovviamente loro non conoscono me, però volevo ringraziarli perché ti dà quella spinta, quella carica in più. Sono appassionato di tifo e già ai tempi dei greci, durante i giochi olimpici, veniva fatto il tifo, quindi è qualcosa di storico anche quest'ambito qui, e ripeto, volevo ringraziare tutti. Un'altra cosa che vi voglio dire è: grande, dai che andiamo. Un'altra cosa che vi voglio dire a tutti i ciclisti che fanno la salita, anche camminatori, escursionisti: per piacere non buttate le carte per terra, mangiate e mettetele nelle tasche. Ma come faccio io? Perché magari peschi qualcosa dalla tasca che hai già usato, quindi un rifiuto, chiamasi così. Metto dentro i pantaloni il rifiuto, quindi mangio una marmellatina dove metto la carta, non la butto via, se no Greta si arrabbia, no? La metto dentro qui. Boh, ho anche smesso di pedalare per voi, quindi per piacere, io continuo a vedere carte per terra. Mi verrebbe anche da fermarmi a raccoglierle. Raccogliere carte da per terra? Beh, trovi questo esempio all'interno di questa playlist video cliccando la I in alto a destra. Pulisci il tuo paese plugging. Seppur un piccolo gesto, il pianeta ti ringrazierà. Raccoglici al destino, la butti, ma vogliamo rovinare una roba del genere? Dai, ciao ciao, ciao trovo. Perché rovinare un paesaggio del genere? Ma oltre a questo, ragazzi, è un pezzo della nostra storia. Dai, Malga Cabion, guardate. Martedì 15 ottobre 1918. Oggi stavo per trasmettere il solito fonogramma al comando di gruppo, quando mi sono accorto che la linea si era interrotta. Maledizione! Bisogna ripararla ad ogni costo, ma per compiere questa funzione è necessario uscire fuori dal camminamento e seguire allo scoperto la linea fino a trovare l'interruzione. Munito di una pinza, in un balzo sono fuori dal camminamento e velocemente attraverso le pendici di Monte Medata. Però la mia nobile missione non garba troppo il nemico, che trovando in me un ottimo bersaglio comincia a eseguire un fuoco di mitragliatrice. Le pallottole fischiano ritmicamente ed io penso che da un momento all'altro potrei passare a miglior vita. A ridosso della valle dell'Archeson vedo a terra il paletto che sorreggeva la linea. Scendo in fondo al fossato e comincio ad arrampicarmi da buon alpino, ma appena giunto sul ridosso, a 300 metri dalla vallata, trovo la linea troncata. In un posto dove una larga buca prodotta dallo scoppio di una granata testimonia eloquentemente sulle cause della rottura. In un batter d'occhio faccio la legatura dei due fili e ritorno presto in trincea. 25esimo tornante. Ok, siamo in telefonata con Riccardo Agostini, che mi ha appunto prestato la bicicletta, eccola qua. Ago, grazie mille di questa che mi hai prestato la graziella, insomma un mezzo tecnico. Siamo a 3-4 tornanti dalla fine. Figurati, sono contento che l'hai utilizzata bene. Spero che me la riporterai indietro sana e salva, insomma, perché so che la tua potenza è esemplare. Grazie mille.
Buone ferie allora, buone ferie e buon sole. Grazie mille, quando ritorno ci vediamo e al limite ne faremo un'altra di salita assieme. Se avrò ancora le gambe, volentieri. Esatto. Ok. Ciao Ago, buone ferie. Ci sentiamo. Ciao. Buona borsa. Grazie. Eppure c'è qualcosa che non vi ho detto. Video 1, Montegrappa in Graziella, la partenza. In questo istante, dentro di me per la prima volta ho pensato: stavolta voglio fare qualcosa più grande di me. Da Semonzo, il pezzo più duro per affrontare la scalata a Cima Grappa. Poi però la pedivella ha fatto un giro di 360 gradi. Io ho fatto un respiro profondo e un'espirazione forzata e ho detto andiamo. E se la bicicletta è la parafrasi della vita, che per mantenerti in equilibrio devi continuare a pedalare come un ostacolo sul nostro cammino che ogni tanto ci troviamo davanti, ho stretto i denti, mi sono concentrato ancora di più, ho stretto le manopole della Graziella, le manopole Specialized che abbiamo montato, e a testa bassa ho incominciato a esprimere potenza su quei pedali, proprio come facciamo ogni giorno nelle nostre vite. Quindi buona visione del video e buona visione dell'ultimo episodio di questa playlist Montegrappa in Graziella, episodio de gran finale. Ciao! Siamo qui in diretta da Montegrappa, vi scampa l'ultima dei nostri tempi che per difendere i suoi diritti deve avere il gran periodo di botte del mese o vigna i suoi sbigli. Siamo tutti con te, anonimo alcolista. Ragazzi, tornante numero 26, ci siamo. 26esimo tornante fatto. Devo gestire bene le ultime energie perché ragazzi anche mentalmente sono un poco lucido e ho mangiato l'ultima marmellatina, ho mangiato veramente tanto perché è veramente dura. 2000 metri, ho appena visto una scritta con una bomboletta 2K, quindi 2 kilos in greco, ho studiato e ci direi che ci siamo. 2000 metri, di cui gli ultimi qui saranno un po' impegnativi e dopo sarà un po' più viabile, però fantastico, fantastico. Non vorrei cantare vittoria troppo presto, però ce l'ho quasi fatta. Domenica 3 novembre 1918. Oggi ho saputo alle ore 15 cesseranno le ostilità e che sarà conchiuso un armistizio tra i due eserciti. Le gambe. Ora veramente la guerra è finita. Oh mio diario, quanto poco dici su quello che io sento. Tu non puoi registrare nulla della mia gioia, come nulla hai potuto rilevare del mio dolore passato. Oggi, mentre un cumulo di ossa attesta il sacrificio compiuto dal popolo italiano, la vittoria alata spicca il volo sulle schiere dei superstiti e si canta ancora il peana per le vie e le piazze d'Italia. La mia batteria oggi è scesa dal Grappa. Tutti i volti sono raggianti di gioia e per tutta la giornata il brusio continua. A sera, che dolore ragazzi, tutto il Grappa si accende di 1000 luci. Giuseppe Perrozzi. Metri in cui si può respirare, diciamo così, anche se come vedete tira abbastanza. E siccome ci tira, lo mettiamo sulla gamba a me. E voglio ricordare il motivo principale, due motivi. Il primo, Montegrappa da Semonzo in Graziella dice già tutto, potrebbe già dire tutto, però c'è il secondo motivo ed è il più importante, è il fatto che su questa montagna valorosi eroi, li chiamiamo così, voglio chiamarli così, hanno perso la loro vita per difendere la patria. E ragazzi, bisogna dire la verità, se non avessero dato la loro vita, se il loro sacrificio non fosse stato così importante, la storia non sarebbe stata quella che è e conosciamo oggi, le cose politicamente sarebbero diverse. 27esimo tornante intanto, quindi un ringraziamento di cuore e voglio esprimere tutta la mia fatica e facendo questo voto, chiamiamolo così, di questi campioni eroi che purtroppo vengono poco ricordati o nella bocca dei giovani sono poco ricordati, e quindi dal punto di vista storico è doveroso ricordare questi angeli, queste migliaia di angeli che ci hanno difeso e hanno difeso il nostro territorio. Mercoledì 6 novembre 1918. Mi sono levato con le membra intorpidite per il freddo intenso di questa notte. Siamo appena entrati, sono appena entrato a Pieve. Sono appena entrato a Pieve del Grappa.
finito Borso del Grappa, siamo quasi arrivati a rifugio, ultimi metri e la stanchezza ragazzi è tanta, mentale, dal punto di vista mentale, nonostante mi sia sempre nutrito. E una cosa, non fatelo a casa, andate in bici normale, mountain bike grave, ma in Graziella lasciate proprio perdere, datemi retta. Ma ormai è ora che io parta, che io abbracci i miei compagni, che lasci la 887esima batteria da montagna e tutti i ricordi di un passato per raggiungere il treno in partenza da Bassano. Che paesaggi stupendi, che bello che è il nostro paese, guardate un po'. Dal carro merci che si allontana dal Grappa, guardo appoggiato alla sbarra la frastagliata montagna del Meatte. Ultime curve. Rivedo il Boccaor, il Col Formiga e le valli di Semonzo e Santa Felicita. Vedo, ricordo, piango, aree di sacrificio. Un paradiso, ragazzi, che niente da dire. Vi rivedo tutte o montagne arate, sconvolte da milioni di proiettili. Non fa male. 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 Ok, dai, è tuo. Ragazzi, uno degli ultimi tornanti. Non vi auguro mai di provare quello che ho io nelle gambe adesso. Di là gireremo a destra. Sto facendo le riprese più indispensabili possibili e continuo a zigzagare. E ovviamente diminuisce la pendenza ma aumenta la lunghezza, ma non ne ho quasi più. Ho le ultime energie in corpo. Vedete, rifugio Bassano. L'ultima chicane. Giriamo a destra. Fai l'ultima curva prima del traguardo. Ed è quasi fatta, è quasi fatta. Come vedete la strada qui è un po' più larga. Su quelle vostre zolle, i figli di nostra stirpe, meditino sull'immane flagello di questa guerra e traggano insegnamento dal sacrificio di chi ha rinunziato alla vita per dare alla patria un volto nuovo. Fa che giammai sia vano il nostro sacrificio. Giuseppe Perrozzi. Prima avevamo carreggiata di... Porca vacca. Cadetto. Prima avevamo careggiata di 5 metri e mezzo, adesso careggiata più larga. Io continuo a zigzagare perché ragazzi ho dato tutto, ho dato veramente tutto. Porca miseria, ho dato tutto. Eccolo ragazzi, rifugio Monte Grappa, rifugio Monte Grappa, rifugio Monte Grappa. Mamma mia. Saluti alla bandiera italiana. Rifugio Monte Grappa, e quello è il monumento. Ultimi metri. La ruba Giorno e se la prende direttamente dalle mani di Malone. Ultimi metri, ho perfino mal di testa. Tra ciclisti, in termine ciclistico si usa dire goccia pana scimmia, ovvero ho preso una scimmia e fa male, però non fa male. È una cosa incredibile, quasi da commuoversi, ho i brividi, non per, oltre per il freddo, ma per quello che sto portando a termine. Manca veramente poco, 200 metri. La festa sta per iniziare. Ed è fatta, ho gli occhi lucidi, ma grande, grinta. Mamma mia, eccolo lì lo splendore. Ragazzi, abbiamo appena parcheggiato l'auto dove c'è il museo, l'entrata alle gallerie del Monte Grappa. Stiamo andando sotto al rifugio Bassano. Andiamo a vedere l'arrivo di tappa. Sì, per quello che si può dire l'arrivo di tappa. Che il grosso l'abbiamo fatto, o l'ha fatto, dipende anche bei posti. E quando abbiamo la GoPro 8 faremo il giro. Siamo in diretta dal rifugio Bassano. C'è ancora luce. È durissima adesso. In pochi metri. L'ultima curva per Michael Schumacher. Ci sono 250 metri. Sta per realizzare qualcosa di assurdo. C'è Pirlo di tetto. Tiro l'ultima azione della sua carriera NBA. Ma lei che sei il più forte del mondo. Schumacher ce l'ha fatta. Non c'è spazio qui. Va a Stefano Baldini. Arresto tiro Jordan. Bravi. Cipollini. Qualcosa di incredibile. Ed è nostro. Stiamo vincendo qualcosa di leggenda. Gol di Grosso. E davanti. Marco Balzani. È un testa a testa vertiginale. Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince. È entrato, non ci credo. Bravo. No.
Ce l'ha fatta, medaglia d'oro! Schumacher, campione del mondo! Impossibile! Bravo! Vince, trionfa, alza le braccia al cielo. Rossi c'è! Una tappa indimenticabile. Rivediamo la caserma Grappa. Oh, ragazzi, un saluto per la stampa che qua i morti. Oh no. Che gara! Ciao. Questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello. Intanto siamo proprio al Grazie Sacrario. anche a lei. Grazie a voi 4-5, devo ringraziare dall'alto lei. Devo ringraziare anche te, Bembe, dammi che ti inquadro. Devo ringraziare anche te. Grazie. Acqua, maltodestrine. Porca miseria. Siamo col buon Bembe, siamo arrivati, ce l'ho fatta, incredibile, non ci credo, con lei, la Graziella. Grazie Ago per averci prestato la Graziella. Bembe, vuoi dire qualcosa? No, niente, che è stata un'impresa epica e lo vedrete prossimamente. Nei prossimi video, dai che andiamo. Wow. Voglio una tua opinione, ho le ultime energie per reggermi in piedi, però voglio far vedere dove siamo e soprattutto parte sacra della nostra patria è lì, austro-ungarici e italiani insieme, però è stato veramente emozionante, gli occhi lucidi ce li avevo soprattutto al finale qui e grazie di cuore. Penso che semplicemente senza alterarmi, basta che vi dico, se vi va a sto punto mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale e condividete il video con qualche amico, amica che come voi piace la storia d'Italia e che fa parte di ognuno di noi. Io faccio il buon Fabio, questo qua se l'è fatta tutta a piedi, se non ci credete chiamate il numero di sovrimpressione qua sotto che è il mio. Bembe, allora siamo pronti. Cosa vuoi dirmi di questo? Aspetta che mi giro, se no siamo contro il sole. Cosa vuoi dirmi di questo video? Beh, di questa impresa? Questa impresa è degna di nota, è stata importante, già il primo pezzo, i primi 10 tornanti è stato duro a salire anche con la macchina. Diciamo che per il Monte Grappa questo è altro. Ok, quindi io devo ringraziare anche Alessandro per gli amici Bembe, che lo chiamo sempre Bembe però il suo nome è Alessandro, e veramente non ho parole, sono contentissimo anche del fatto che anche qui in cima a Grappa, come vedete, c'è un clima magnifico. Io pensavo di trovare nebbia, freddo e quindi dover mettermi il gilet oppure i manicotti. Botta di culo. Esatto, quindi per fortuna è stata una bellissima giornata, sono contentissimo. Ancora grazie Ago per la Graziella e grazie a tutti. Ciao! E dai che andiamo. Momento. Ragazzi, devo dirvi due cose dopo che ho preso fiato. Vedendo la Graziella così piegata, si sono fermate delle professoresse dell'istituto Matteotti di Maerne, Martellago, provincia di Venezia, e mi hanno chiesto curiosità riguardo al video ed erano veramente felici di vedere che un ragazzo, non per essere vanitoso, non per tirarmela, giusto Bembe? Giustissimo. Non per tirarmela, ha fatto una cosa, ha creato un video per testimoniare e ricordare che qui su questa salita più di 100 anni fa hanno perso la vita dei valorosi combattenti per difendere il nostro territorio. Sono state felicissime perché al giorno d'oggi veramente pochi sanno l'impegno e purtroppo quello che è successo a questi valorosi connazionali. È come per un giovane francese ricordarsi il caporeggio della Bastiglia o per un tedesco la caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989. Quindi sono cose che per ognuno di noi, indipendentemente dal titolo di studio, indipendentemente dallo stato sociale, penso che faccia parte della cultura personale e deve essere ricordato, giusto? Sì, soprattutto comunque che sono passate 2 generazioni dalla battaglia del 15-18 e devono essere ricordate perché queste sono è una storia a cielo aperto. Comunque ragazzi, per dirvi, allora adesso è un po' più tardi, però da 12:10 fino alle 4:30. Sì, 4:45 fino alle 4:30, ecco, ho fatto questa pedalata 1550 metri di dislivello e wow, sono contentissimo. Grazie ancora e grazie a voi. E infine devo anche ringraziare Edizioni DBS e il signor Piero Tessaro che hanno permesso la raccolta delle frasi scritte da uno dei ragazzi del 99, il signor Giuseppe Perrozzi, che avete visto in questa playlist di 6 video che vi ho portato. Monte Grappa in Graziella da Semonzo, riportandovi il suo arrivo
salito sul Monte Grappa nell'aprile del 1918 nel video 1 fino a lasciarlo nel novembre dello stesso anno in questo video, perché la prima guerra mondiale era finita. Tutto ciò raccolto in questo libro, 1918 Monte Grappa, diario di guerra di un ragazzo del 99, Giuseppe Perrozzi, per farvi vivere questa intensa avventura a 360 gradi. 2, 1, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Maime, tanti auguri a te. A lei Manuel, mago dei fossi laureai. Dottore del buso del Dottor Muia Manuel Cosimo, per l'autorità conferitami dal magnifico dottore, considerato il curriculum degli studi dall'incompiuto, quindi valutata la tesi di laurea, la proclamo dottore magistrale in scienza e tecnica dello sport con votazione di 110 complimenti. Che paese, neanche a tenersi fatto è il Monte Grappa in glaciera.